Signore e signori, ha inizio la sesta tappa del Festival delle Bellezze. Cara mia, să vacanția scolende, eu serosa magia, tuos delfinos giocende, in que si perde salmentum meu, frale che sos ojos tuos, sos ojos de una llana. Lui sana Gloria
sa tirantella e zazzende, sullo scuoso sa, non sfruno sa si, insano. Affondano lì i miei ricordi, profondi come i tuoi occhi, gli occhi di una fata. Sono le parole del brano che avete appena ascoltato, Sos ojos de Sayana di Gino Marielli, un brano con cui vi diamo il benvenute e benvenuti alla sesta tappa del Festival delle Bellezze. Ad eseguirlo la corale studentesca Città di Sassari, diretta dal maestro Vincenzo Cossu, che è anche il direttore artistico del Festival delle Bellezze, una manifestazione itinerante che quest'anno ha tagliato il traguardo dell'8ª edizione. Lo scorso 21 giugno abbiamo preso il volo, se così si può dire, da Alghero, dall'aeroporto di Alghero. Siamo partiti il giorno del solstizio d'estate, abbiamo intrapreso questo viaggio che ci porterà e ci ha già iniziato a portare nei posti più incantevoli della provincia di Sassari, del Nord Sardegna, con l'obiettivo di dar voce alle bellezze del territorio, alle bellezze monumentali, archeologiche, architettoniche e paesaggistiche. Ed è per questo che torniamo qui con grande piacere alla Foce del Coghinas, proprio dove l'ambiente si esprime meravigliosamente. È un sito di interesse comunitario, un sito dove la natura veramente si esprime nella sua bellezza più intensa. L'avete visto nei colori del tramonto proprio poco fa. E poi è una riserva naturale, un posto dove la fa da padrone la biodiversità. Infatti qui parte il fiume Coghinas, siamo alla foce del fiume Coghinas che arriva dopo 100 chilometri, e qui parte appunto una laguna, va parallela con la battigia del mare, quindi si incontrano l'acqua dolce e l'acqua salata, dando origine a un ambiente davvero particolare dove ci sono tantissime specie naturali, animali, e qui pensate convivono circa 134 specie di uccelli volatili. Quindi è veramente un luogo particolare, un luogo bellissimo dove si possono fare tantissime anche escursioni che danno l'idea di quanto bello appunto sia questo territorio. Quindi dicevo, torniamo anche quest'anno qui a Valle d'Oria grazie al contributo e al supporto dell'amministrazione comunale, e quindi qui accanto a me vorrei invitare a raggiungermi Marco Cugusi, consigliere comunale, l'assessore al turismo Marco Mazzei. Vorrei invitarli qui con noi perché grazie a loro torniamo anche quest'anno qui a Valle d'Oria. Quindi Marco, partirei da per un saluto. Buonasera a tutti, buonasera. Niente, io do il ormai quotidiano benvenuto, no? Fanno da ormai siete di casa. Ringrazio veramente questi meravigliosi ragazzi. L'attenzione stasera dovrà essere focalizzata su di loro, sulla professionalità del gruppo, del maestro, io lo chiamo professore dalla vecchia data, Vincenzo Cossu. Ringrazio anche te, Emanuela, che dire.
buona serata a tutti e buon divertimento. Ecco Marco, il Festival delle Bellezze è soltanto, Marco Mattia, Assessore al Turismo, è soltanto uno dei tanti eventi in cartellone. Vi state veramente impegnando per fare di Valle d'Oria una meta unica anche dal punto di vista del cartellone degli eventi. Sì, io ci tenevo lo stesso a salutare il pubblico e non sto ad elencare oltre i 100 eventi che sono in cartellone, ma quelli di questa settimana. Ricordo l'appuntamento di ogni giovedì con il cinema all'aperto in Piazza del Comune, il 25 la sagra del Porcetto, del Maialetto in Piazza Filzia, adiacente alla Piazza del Comune, poi abbiamo 2 giorni di blues alla Modizza e a seguire la settimana successiva il Rock and Beer, il Carnival Parade. Invito tutti a seguire la pagina di Valle d'Oria Turismo e a guardare il sito perché oltre ad arrivare le notifiche comunque aggiorniamo proprio ogni giorno gli eventi, le date e se ci sono delle modifiche. Poi volevo fare un complimento a Vincenzo perché oltre al Festival delle Bellezze è veramente il Festival delle Emozioni, perché io ogni anno trovo sempre qualcosa di diverso e sta valorizzando il nostro territorio, è lui che ha deciso, insomma, insieme a noi di farlo qua, perché per noi l'Imbarcadero è veramente qualcosa di diverso, qualcosa di più profondo del mare, non c'è solo il mare in Sardegna, ci sono questi posti, vanno valorizzati, vanno rispettati, come hai detto tu, hanno una biodiversità unica che solo noi possiamo tutelare. Ok, buon proseguimento. Grazie mille. La cultura e viva le amministrazioni comunali che ci tengono e che portano avanti e supportano insomma le associazioni che fanno questo, e quindi ringrazio ovviamente anche il sindaco Marco Muretti e tutta l'amministrazione comunale. E io proprio per questo sito ho scelto una frase appositamente: il tramonto è ancora il mio colore preferito e il fiume la mia canzone preferita. Un aforisma di Wilson Rose, e quindi vorrei partire da questa frase per proseguire con la musica della corale studentesca Città di Sassari. L'abbiamo sentito in apertura, questa sera ci faranno immergere proprio nelle atmosfere più autentiche della tradizione musicale della Sardegna grazie alla selezione scelta dal maestro Vincenzo Cossu per loro, e poi anche con gli ospiti che via via insomma vi presenteremo nel corso della serata. La corale studentesca Città di Sassari è un coro fondato dal maestro ben 11 anni fa come primo e unico coro interscolastico delle scuole superiori della Sardegna. Ha un repertorio estremamente variegato. Questa sera, come dicevo, le sonorità sono quelle più tipiche della Sardegna, però per tutti gli eventi, concerti a cui partecipa, anche festival in cui tra l'altro ha ottenuto importanti riconoscimenti, il repertorio spazia dallo spiritual al rock, il vocal, il pop, insomma c'è un po' di tutto e per tutti i gusti. Quindi io direi di non far aspettare oltre il nostro vastissimo pubblico calorosissimo, perché mi aspetto che veramente accogliate con un grande applauso questi ragazzi giovanissimi. Vedrete insomma la loro freschezza nel proporvi questi brani: Vendetta di Nani Brundu, Bade lontana dei Bertas, Alleluia, con un particolare arrangiamento tra il sardo e l'inglese, Alleluia, famosissimo brano di Leonard Cohen, Deus ti salve Maria, la nostra preghiera in sardo, e poi la canzone d'amore per eccellenza della Sardegna, No poto reposare, accompagnati da Carlo Moritto al pianoforte e diretti dal maestro Vincenzo Cossu. A voi la corale studentesca Città di Sassari.
Quanto ho soffrito pro me, oh mamma mia, in questo tempo di strazio profondo. Quando sta vita non è acqua fra di me, senza il fatto di arte né danno. Fisu fiore chi quanto ho soffrito pro me, oh mamma mia, in questo tempo di strazio profondo. Quando sta vita non è acqua fra di me, senza il fatto di arte né danno. Fidi un'anzone suenne dai salama, sull'atte sauca Fisu fiore chi s'accena rilenta a sudore sapina non si podia sopportare tanto dolore, oh mamma mia. Hai morto a frate mio. Sudoro e distrutto, mamma mia, l'eroismo non devia l'amare. Il sole era
frate
Così? A posto. Deus, Deus te salve Maria, quiseste gracia plena, la gracia es ai benedicta in laudata, Sopra tanto gloriosa, mamma pizza e sposa, Allora, ho voluto aprire con Sosogios perché qualche giorno fa Andrea Parodi avrebbe compiuto 70 anni e allora ho pensato di iniziare così. E chiudo nel segno del ricordo perché stasera, come già abbiamo fatto ieri a Porto Rotondo, voglio dedicare questo ultimo brano, la canzone più famosa della Sardegna, la più bella probabilmente, a ricordo di Gaia Costa, la ragazza che è morta a Portocervo qualche settimana fa e la vogliamo ricordare con questo canto d'amore.
La corale studentesca Città di Sassari, diretta dal maestro Vincenzo Cossu. Grazie mille ragazzi. E i ragazzi della corale studentesca Città di Sassari, con la loro musica, attraverso la loro musica, vogliono sempre lanciare degli importanti messaggi legati alla tutela della lingua e delle nostre tradizioni, ma anche un messaggio che ci accomuna tutti quanti. Lo vogliamo ricordare soprattutto qui in questa oasi naturalistica dell'imbarcadero di Valletoria, l'importanza della sostenibilità ambientale, e quindi ricordiamo come tutti noi possiamo fare la nostra parte, un nostro piccolo gesto quotidiano per tutelare quella che è la nostra prima casa, il nostro pianeta. Per questo il Festival delle Bellezze, come ogni anno, sceglie dei green partner. Quest'anno è la Grimaldi Lines, una partnership confermata per il terzo anno consecutivo, proprio perché la Grimaldi è leader nella mobilità sostenibile, quindi cerca insomma di fare in modo che ci siano meno emissioni possibili di gas serra nell'atmosfera, quindi ci teniamo tanto a ricordare questo aspetto, che tra l'altro è uno dei tanti aspetti che ha permesso al Festival delle Bellezze di rientrare anche quest'anno nel band di Salute e Tribù. In pratica è il programma della Camera di Commercio che supporta proprio gli eventi organizzati nel Nord Sardegna, che sono legati alle nostre tradizioni, alla nostra identità. Sono circa 100 eventi, in qualche modo sono legati tra loro perché sono una vera e propria rete, e quindi ogni evento supporta l'altro, e quindi è una vetrina di marketing territoriale virtuosa. E anche l'ospite che ci sta per raggiungere è una grandissima appassionata delle nostre tradizioni, tanto da coltivare accanto alla sua principale occupazione, perché è una professionista, un medico specializzato in dermatologia, e coltiva appunto una passione viscerale per la musica. Miriam Costeri, infatti, che sta per raggiungermi. Ecco Miriam Costeri, lo vedete dallo strumento, bellissima. È una bravissima suonatrice di organetto diatonico, uno strumento al quale si è avvicinata fin da giovanissima, a 11 anni, grazie al suo maestro e compaesano, anche lui di Gavoi, Francesco Urru. E come lei stessa sostiene, è uno strumento capace di raccontare emozioni senza tempo. E dato che stasera ci immergeremo nell'universo femminile della musica sarda, mi piace anche ricordare che Miriam è la fondatrice del primo ensemble etno folk sardo tutto al femminile, su concerto antiguo, nato nel 2012 dalla passione comune di 4 studentesse universitarie che hanno voluto appunto sottolineare la forza delle donne nella nostra cultura, e proprio per valorizzare la musica tradizionale. La missione di Miriam Costeri è renderla viva e attuale, mostrando come musica e cultura possano sempre emozionare e creare connessioni profonde tra passato, presente e futuro. A voi Miriam Costeri. DJ.
Tiunaneddu era un musicista ceco che aveva inventato questo ballo basandosi sul suono delle campane a festa.
conosciuto come Saman Pugliese. Sono commosso da tanta clemenza, grazie. Adesso un mix di compositori sardi, fantasia ispirata da brani di Carlo Boeddu e Pietro Porcu.
Grazie. Bravissima Miriam Costeri, grazie davvero. Tra l'altro, bellissimo anche il vestito che, se non sbaglio, ricorda proprio quello tradizionale di Gavoi, il tuo paese. Allora io ti chiedo di rimanere qui accanto a me, anzitutto perché vorrei offrirti un ricordo di questa serata. Ce lo porta il nostro corista Nicola, ecco, e quindi vogliamo omaggiare di un ricordo per la tua partecipazione al festival. Grazie mille Miriam, davvero.
E poi vorrei anche approfittare della tua presenza proprio per presentare anche le ospiti che ci stanno per raggiungere, anche perché so che tu hai fatto parte del coro femminile Eufonia di Gavoi. Allora la vorrei introdurre con una frase di Alberto Masala. La donna che dorme nel cielo appare nascite e fugaci, indica lampi ad ogni primavera, dissemina colore, tesse i ritmi d'amore, diventa litania di melodie e dopo si riposa sottovoce. Loro sono un graditissimo ritorno per il Festival delle Bellezze. Ormai li ospitiamo da diversi anni, fanno davvero parte della nostra famiglia. Il coro femminile Eufonia Diga Voi esprime l'essenza femminile della tradizione musicale della Sardegna, un'isola nella cui storia la figura della donna è sempre stata centrale, depositaria di capacità, conoscenze e antiche regole morali e, se vogliamo, anche di un po' di magia. Pensate alla leggenda delle Janas. Non so se tra noi ci sono diversi turisti, penso, non so se conoscete le Domus de Janas. Sono delle necropoli, dei siti che proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto il grande orgoglio di vederli riconoscere come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Quindi sono delle tombe appunto prenuragiche scavate nella roccia, ma la leggenda dice che fossero abitate dalle Ianas, dalle fate, e noi un po' ci crediamo perché anche loro le vediamo come delle piccole fate naturalmente buone che ci portano tante cose bellissime. Il coro femminile Eufonia Diga Voi è stato fondato nel 1998 dal maestro Mauro Lisei, che lo dirige amabilmente in un repertorio originale basato sulle melodie e i ritmi tradizionali, ma armonizzati in uno stile nuovo e più libero, anche grazie all'introduzione di suggestivi strumenti etnici, una nuova chiave di lettura di antiche melodie. Nel corso degli anni il coro ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali e si è aggiudicato anche importanti riconoscimenti. Per esempio a Barcellona hanno vinto il premio speciale per il miglior brano allo Europe This Song con il brano Aninnia Aninnia, e negli anni hanno collaborato con numerosi artisti ed enti, penso a Paolo Fresu, Elena Ledda, i tenori Stibitti, Elisa e Mica, solo per citarne alcuni. Stasera eseguiranno una selezione veramente emozionante, curata appunto dal maestro Mauro Lisei, che vi spiegherà nel dettaglio tutti i significati e le emozioni che questi brani vogliono trasmettere. Quindi vi chiedo di accogliere con un grande applauso il coro femminile Eufonia Diga Voi, diretto dal maestro Mauro Lisei.
Buonasera. Davvero un grande piacere per noi essere qui stasera. Siamo ormai da 3 anni, se non erro, ospiti di questa bellissima rassegna itinerante in alcuni dei luoghi più belli della Sardegna, ospiti del Festival delle Bellezze e del direttore artistico, amico, collega Vincenzo Cossu, al quale voglio tributare subito un applauso perché se lo merita, perché è veramente il deus ex machina di questo festival. Noi cercheremo di meritarci anche la riconferma sulla fiducia e ci presentiamo subito al pubblico che stasera vedo piuttosto numeroso in questa bellissima location. Appena siamo arrivati, gli amici fonici hanno detto, quando ho chiesto come va, andrebbe bene, però c'è un po' di caldo, ma vi assicuro che all'interno è molto più caldo di così, almeno 10 gradi di più, almeno 10 gradi in più. Quindi qua, per noi che veniamo dall'interno dell'isola, veramente ci si apre lo sguardo, ci si apre il cuore, anche i polmoni, e respiriamo bene. Spero che anche voi riusciate a godere di questo privilegio di essere in un bellissimo posto, in una bella situazione. Ma passiamo a noi. Il coro, come vedete, è composto interamente da voci femminili ed è praticamente il primo coro in Sardegna che ha pensato di fondare il proprio repertorio esclusivamente su canti o tradizionali o di ispirazione tradizionale. Il primo canto che cantiamo è veramente tradizionale in tutti i sensi, nel senso che lo abbiamo conosciuto a Gavoi, lo abbiamo raccolto dopo averne usufruito noi in primis, poi vi spiegherò perché, e lo abbiamo adattato da melodia su un'unica voce a melodia su 4 settori, le 4 voci che compongono il coro femminile. È una melodia che a Gavoi le mamme hanno sempre cantato ai figli, in particolare alle figlie, quelle coi capelli un po' più lunghi e un po' più mossi, che dopo un sonno sereno e profondo, risvegliandosi, hanno necessità di essere riassettate. C'è bisogno di pettinare i capelli, ma i capelli, soprattutto quelli un po' lunghi e mossi, fanno i nodi e si sa che quando i nodi arrivano al pettine fa male e non è facile convincerle a stare ferme per subire questa operazione. La soluzione poteva essere quella di incatenarle, assolutamente disdicevole, non fa parte della nostra cultura, oppure con dei sistemi che vendono in farmacia, assolutamente. Poi quando è stata inventata questa canzone nemmeno esistevano le farmacie. Cosa si sono inventate le nostre donne? Hanno inventato un sistema facile, ecosostenibile e non violento, che costituisce nel mettere assieme 3 note, do, re, mi, re, do, quindi alla portata di chiunque, cioè non è stato fatto per dire chi l'ha fatta non immaginava che poi dopo secoli potesse essere riproposta in una serata come questa, dove le persone si aspettano di assistere a un concerto, a una performance. Questa è una performance particolare. Con queste 3 note, nei secoli, le nostre mamme sono riuscite a tenere buone le nostre sorelle e le mamme delle nostre mamme, cantando questa melodia. La nostra solista introdurrà la melodia così come l'abbiamo ritrovata. Il coro poi prenderà per mano questa melodia che si perde nella notte dei tempi e la farà propria e la espanderà in un'armonia corale. Il titolo è Pilu e Seda, sentite cosa si sono inventate e ancora funziona. È anche facile da imparare. Buon ascolto.
Sì, i canti delle nostre mamme sono praticamente una colonna sonora della vita così come tradizionalmente scorreva. Un canto per ogni occasione, cioè un canto non nasceva per caso o per la velleità di comporre un'opera d'arte da ammirare così astrattamente. Ogni canto era fatto con uno scopo ben preciso. Questo che avete sentito, ve l'ho detto, a cosa serviva? A pettinare le bambine, possibilmente senza fargli sentire dolore e senza costringerle, in modo del tutto naturale, così come è la vita. Il prossimo canto fa sempre parte di questa collana di brani tradizionali, ma serviva a tutt'altro. Allora, il prossimo brano si intitola Aduru Duru. Allora, alzi la mano, chi sa la traduzione di Duru Duru in italiano? Troppo facile, non esiste. Non esiste. Almeno sino ad ora io una traduzione letterale non l'ho trovata, però vi do due informazioni. Se provassimo a chiedere a una persona anziana che proprio Duru Duru l'ha vissuto e lo ha utilizzato oltre che averne usufruito, molto probabilmente, lo dico in sardo, poi ve lo traduco in italiano, in altre lingue non mi avventuro, i teste su Duru Duru, domanda che cos'è il Duru Duru, la persona anziana risponde: Duru Duru este a ballare su spizzinnos, cioè stando seduti e tenendo il bambino o la bambina sulle ginocchia, che si muovono a tempo del ballo che Miriam poc'anzi ha suonato. Quindi su questo ritmo insegnare ai bambini a cantare, a contare, a memorizzare parole nuove, a interiorizzare lo stesso ritmo di quel ballo che poi Miriam suona per la comunità, e la comunità fa un cerchio e altri cerchi concentrici, e quello è il momento in cui tutti siamo uguali, belli e brutti, poveri e ricchi, tutti seguono lo stesso ritmo, il ritmo del ballo sardo, sul ballo tondo. E siccome le nostre mamme non avevano molto tempo per inventarsi ogni volta un brano nuovo, hanno preso in prestito lo stesso ritmo e lo hanno riutilizzato così come si riutilizza tutto. Mica un vestito, dopo che l'ha usato il primo, poi al secondo figlio gliene compro uno nuovo, no, passa al secondo, e se è il caso al terzo, e così via. E così il pane raffermo non si butta, si sa, non si butta assolutamente come si usa un po' troppo spesso fare, ma si conserva e si riutilizza e diventa con un po' di fantasia ancora più buono. Questo per dire che lo stesso ritmo del Zuballo Tundu viene riutilizzato nel Duru Duru. Adesso vi dico un'altra curiosità, sperando di non tediarvi. Sapete da cosa deriva Duru Duru? Dalla stessa radice del verbo arabo dur. Sapete cosa vuol dire dur in arabo? Ballare in tondo. Un nesso c'è. Quello che vi facciamo sentire è una sorta di, chi parla bene direbbe, di suite. Praticamente sono tante melodie popolari inanellate che hanno come comune denominatore quello di essere dei canti destinati all'infanzia, per insegnare a cantare, contare, ballare. Questo è Duru Duru. Anduru duru lannado
Adduru dai, questa pizzina non si morza mai, mezzo si morza la capitella, chi non si morza sa pizzina bella. Casa pizzina non la cogliuva, mus esa vitella non la mandica, mus adduru duru 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 duru, adduru duru 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 duru, hey! Allora, abbiamo immaginato un percorso che dura una mezz'oretta circa, cercando di curare anche una certa varietà di proposte per rendere la cosa, diciamo, un po' meno scontata. Adesso andiamo leggermente, parzialmente fuori dall'ambito familiare, facciamo un passo verso la chiesa. Un canto che dura solo 2 minuti, quasi quasi durerebbe più la spiegazione che non il canto. Il popolo sardo è un popolo estremamente religioso, a prescindere dal fatto che vada o non vada in chiesa ogni domenica. In particolare, nei nostri paesi, soprattutto quelli dell'interno, c'è tutto un repertorio ricchissimo che riguarda i riti della settimana santa. Ne sanno qualcosa a Castelsardo, a Santo Lussurgiu, eccetera, eccetera. In particolare, ci piace per variare riproporvi un brano di soli 2 minuti estremamente intenso, che è il Miserere. È un miserere de si scravamento, letteralmente il momento dello schiodamento, la deposizione del Cristo dalla croce, di Chenabura Santa, il venerdì santo. Immaginatevi il momento, la situazione è totalmente diversa, le luci sono basse, l'atmosfera è pesante e parte il miserere.
come promesso, ogni brano cambia l'atmosfera. Il prossimo brano è un brano che noi abbiamo ricostruito. Abbiamo ricostruito da una frase idiomatica tipica del centro Sardegna e della baronia. Un intercalare. Questo intercalare recita L. Prima di fare questa canzone, noi stessi abbiamo ripreso e ripetuto il termine L per l'uso che ne abbiamo voluto fare. Soltanto dopo, durante una serata come questa, però all'interno di una chiesa del Santo Sepolcro a Cagliari, parlando con un antropologo, abbiamo saputo la derivazione di L che poi vi dirò. Per noi L è stato la scusa, il mezzo attraverso il quale esprimere ciò che succede ogni settimana durante le nostre prove, quando queste donne che per professione fanno tutt'altro, ma continuano ad incontrarsi una volta a settimana per la passione, per le tradizioni, per il canto, per condividere, si ritrovano dopo una dura giornata di lavoro, dopo magari alcuni diverbi o discussioni familiari, e arrivano lì verso le 20, 20 e 30 alla frutta. Cioè, proprio dovreste vederle. Adesso in confronto sono fresca che è rosa, proprio. Cosa volete, cosa facciamo stasera? Boh, non lo so se ce la faccio, mi fa male la schiena, poi c'ho un mal di testa, andiamocene a casa, no, aspetta, dai, proviamo, cominciano a vocalizzare. Dai, alziamoci, chi vuole può anche stare seduto, e così si raccontano, a me è successo questo, a me quest'altro, e poi comincia il primo canto, il secondo, il terzo, le vedi già, insomma, un po' più una postura, già, no, body language, niente più, vedi, proprio più tranquilla, sembra che cominciano a cacciare fuori queste voci che sentirete, che dici, ah, meno male che li stanca. E alla fine delle prove si tornano a casa, vedi che sto bene, adesso torno a casa e gliene canto due, gliene canto, non vorrei essere nei loro panni. Insomma, praticamente questo appuntamento col canto è una sorta di terapia di gruppo, loro non so, musicoterapia, che esprime praticamente il potere del canto, che è il potere di liberarti di tutti quei gravami, di tutti quei pesi, di tutte quelle scorie, di farti sentire leggero, talmente leggero che te la sentiresti di volare, ti sembra di essere una rondinella e da lassù vedi tutto piccolino, 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 e i problemi spariscono. A proposito, L, sapete da cosa deriva? Da Allah. L è il Dio, è un'invocazione. Molto, molto prima del Duru Duru, perché noi siamo sardi, cioè fenici, arabi, romani, pisani, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo sardi. Elle
tumbare, tumbare, dell'aro, dell'aro, aira. Intendo che è una rondine l'orare, esatta terra carignare, un sason da desumare. E lei, e in su canto intendo vita, su corosa che a su sole il sole si manzana trarada, esa terra bella, chi non rosa scantana. Mi intendo dell'ere, tumbare, 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 dell'aro, dell'aro, aira. Mi intendo che è una rondine orare, esa terra carignare, un sason da desumare. E Manuela Muzzu, poco fa, quando ci stava introducendo, ha citato un personaggio, in questo caso, un personaggio che abita i sogni, la fantasia popolare del popolo sardo. Le Janas. Le Janas che, si sa da sempre, sono le vere regine del nostro territorio e se ne vedono le testimonianze nelle numerosissime Domus de Janas che pare che loro abbiano creato scavando nella roccia con le mani nude. Figuratevi che unghie, ragazzi, che unghie, che potenza in un esserino più o meno di queste dimensioni, perché più di così non è, lo dico io, è così. Sono piccoline, fragili, praticamente invisibili, decisamente inafferrabili, ma ragazzi, power, potenza allo stato puro, potenza allo stato puro. Cioè, cosa non sanno fare queste? Queste già fanno paura col fatto stesso di queste unghie, che io non so se siano in titanio o in quale altra lega stratosferica, tipo la barda spaziale, boh, non lo so. Per fortuna non l'ho provata direttamente sulla mia pelle, però scavano. Ma poi sono abilissime nel costruire monili d'oro. È vero che questo particolare, lo dico così tra di noi, pare che susciti le fantasie più, come dire, egoiste di certi uomini che vanno alla caccia dei loro tesori, dei loro segreti. Sbagliato, sbagliato. Non ce la faranno mai. Cioè praticamente gli uomini che vogliono appropriarsi dei loro segreti, cominciate a fare il parallelo, no? Tra le Janas e le donne d'oggi, che vogliono costringerle, acchiapparle, farle proprie in modo poco gentile, violento. Non c'è scampo, ragazzi, perché queste sanno tutto, sanno i segreti delle erbe. Cioè, prima che esistessero le farmacie, loro già curavano tutto.
tutto con le erbe. E loro cantano, e loro danzano, voi le sentirete, abbiamo avuto proprio, come dire, il permesso, in quanto coro femminile, di cantare proprio il brano Janas da loro. Praticamente, a ben vedere, queste Janas sono un concentrato potentissimo di tutti quei saperi che le donne hanno sempre avuto e noi no. Allora, lo dico da uomo a uomo, da maschio a maschio, ragazzi, non ce n'è per nessuno, cioè, battaglia persa, siamo decisamente sotto. Però c'è una speranza. Dalle nostre ricerche risulta che, non so se poi sia capitato anche a qualcuno di voi, se durante una notte di mezza estate vi doveste trovare così a metà tra la veglia e il sonno, magari con le finestre aperte, in un luogo un po' così, un po' in campagna, non certo nei centri metropolitani, e così in quella situazione sospesa dovesse capitare di sentire il vostro nome pronunciato non una, non due, ma ben 3 volte, ragazzi, è fatta. È fatta. Non abbiate paura, perché sono loro, le Janas. Ci scelgono loro. Non avete capito? È inutile che noi le rincorriamo. Ci scelgono loro, comandano loro. Quindi noi mettiamoci in condizione di essere, non dico desiderabili, ma almeno degni. Ci pensano loro. Non ricordiamole. Sentite un po' cosa sono capaci di fare. Cantana e danza, lugen l'ansia, ardente flamma
de lugheria, e uno si spanta, quando non canta, cantando antica sandera, s'appresenta, de chilichia, chi mo che scanta, cantonera, e melodia, chi mo che scanta. Sarebbe bello stare qua ancora molto di più. Partire un'arietta, ragazzi, non so là, ma scusate che me ne porto un po' anche a voi, mi riempio la tasca, perché cioè, una cosa così è un lusso, davvero, abitiamo in una terra, un paradiso, è bene fa Vincenzo a promuovere tutte queste bellezze naturali, artistiche, umane. Dobbiamo esserne consapevoli, più consapevoli. Siamo fortunati. Chiudiamo, ma non del tutto, nel senso che poi abbiamo preparato una piccola sorpresa insieme a Miriam, con la quale insomma, siamo legati per tanti motivi, perché dica voi, perché ha frequentato il coro quando era ancora poco più che una bambina, e ovviamente ci siamo ritrovati qua stasera e abbiamo pensato di improvvisare una situazione, ma prima di questo, ormai il nostro tempo a disposizione è ampiamente scaduto, vi vogliamo cantare una ninna nanna, che poi sarebbero quasi due praticamente, sì, perché la prima parte è la ninna nanna solare, la ninna nanna delle madri speranzose, felici, solari, che ovviamente augurano al proprio bambino, alla propria bambina di trascorrere innanzitutto una notte serena, poi di risvegliarsi l'indomani mattina col sole in fronte e di avere tanta salute e fortuna e ogni bene, perché è così in tutte le latitudini. Ma avendola scritta noi questa ninna nanna, ispirandoci strettamente a quelli che sono i ritmi, le melodie e la natura stessa della nostra musica, abbiamo voluto dedicare questa ninna nanna non tanto ai bambini, che pure se la cantano allegramente, ma alle mamme, e in particolare a quelle mamme, sapete, pochissime per fortuna, che fanno molta fatica ad essere mamme, perché si sentono inadeguate, si sentono spaventate, pensano di non farcela e se loro rinunciano, gettano la spugna, come si potrebbe dire in linguaggio sportivo, la creatura non ha alcuna speranza, zero speranza. Questa ninna nanna che vorrebbe rappresentare la bellezza di essere mamma, ma anche l'impegno profondo, talvolta oneroso di essere mamma, con la paura di non farcela. Il messaggio alla fine che vogliamo dare, partendo da qui, ovunque, è che noi vorremmo che le mamme che si sentano sole e inadeguate non si sentissero sole, che attorno a loro trovassero speranza, sostegno, forza,
perché altrimenti non c'è alcuna speranza. Allora, noi questo potere non ce l'abbiamo, ma non ci siamo voluti dimenticare che essere madri ha onori e oneri e non sempre è facile. Quindi, come senso di giustizia, metà e metà, metà di allegria, metà di malinconia, che vorremmo si trasformasse in speranza. Grazie di essere stati qui, grazie di aver ascoltato le nostre storie, grazie innanzitutto di averci voluto, speriamo che torniate a casa soddisfatti. Vi cantiamo la nostra Aninia. Ma strada su
Il coro Eufonia di Cavoi, diretto dal maestro Mauro Lisei. Eccomi qua, arrivo da qua. Grazie davvero maestro. Io vorrei invitare qui Vincenzo per consegnarvi anche un ricordo di questa serata, ovviamente, e poi anche prima di lasciare, come hai detto tu, a una sorpresa speciale. Noi vorremmo anzitutto ricordare una ricorrenza che proprio nei giorni scorsi la strage di Via D'Amelio, a 33 anni di distanza da questo brutto episodio insomma italiano. Vorrei invitare qui accanto a me anche il maresciallo Enrico Cossu, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione Calaresu, proprio per un breve intervento, anche perché ecco, intanto Francesca, la nostra graziosa corista, consegna al maestro Mauro Lisei il nostro ricordo. E poi insomma, siccome la musica è uno strumento per lanciare importanti messaggi, quindi la nostra corale, tra i suoi obiettivi, è anche quello di ricordare quanto sia importante la tutela della legalità, e quindi vogliamo lasciare la parola a Enrico Cossu, qui accanto a me, proprio per ricordare insomma questo episodio e quanto sia ancora attuale insomma ricordare Borsellino. Grazie. Come tutti gli anni scorsi, insomma, spero di non turbare questa gioia che invece ci ha dato il coro di Cavoi. Dobbiamo ricordare che ieri, 33 anni insomma, fa, praticamente dopo la strage di Capaci, c'è stata la strage di Via D'Amelio, che ha fatto quasi perdere tutte le speranze a chi credeva nell'attività che hanno svolto sia Falcone che Borsellino, in quel pool creato a suo tempo dal magistrato Caponnetto e che aveva tanto successo avuto negli anni fino a poco prima della strage di Capaci. È inutile ricordare, nel senso, Falcone e Borsellino, tutti noi sappiamo qual è stata la loro attività, qual è stato il loro itinerario insomma da ragazzi, ma vorrei ricordare alcuni episodi e soprattutto la capacità di questi due uomini che, nati a Palermo nelle zone più povere, più disagiate, hanno avuto il coraggio di diventare magistrati, ma soprattutto di lavorare a Palermo, in Sicilia, contro quelli che poi in parte sono stati per anni i compagni di scuola, compagni di gioventù, compagni di giochi. È stato un grande coraggio, è stato un grande pregio, perché solo loro potevano capire la mentalità e il modo con cui le cosche, i mafiosi agivano e comprendere qual era la strategia per combatterli. Falcone ebbe come interlocutore privilegiato Buscetta, il pentito Buscetta. Borsellino, moltissimi i pentiti cosiddetti di mafia, ma soprattutto Borsellino ha avuto un pregio, perché quando lui praticamente pochi mesi prima dell'attentato a Falcone era procuratore di Marsala, era stato